primo angolo per il Montelepre. Palla di testa Lindner! Segna Thomas Lindner al quinto minuto. La sblocca l'argentino dopo 5 minuti e 1-0 per il Montelepre con Thomas Lindner che viene ad esultare qui sotto la nostra postazione. Gambino per Ferraro, si accentra Ferraro, prova la botta, la respinta, ancora il pallone, intervento prodigioso. Propone Pillitteri a destra, riceve palla, serve Rossomando, solo Rossomando, entra in aria Rossomando, poi si accentra, ancora Rossomando, la conclusione e la deviazione in calcio d'angolo. Poi il pallone per Nicosia, la botta e il gol del pareggio da parte del 90-011. Bagheria che al 29esimo con questa bordata dal limite di Nicosia pareggia il conto della partita, quindi è parità. E Pillitteri la mette al centro a cercare Pierce, di testa Pierce, occasione colossale per l'argentino. Calcio di punizione con Vizzosero, palla a giro, la traversa montante da parte di Vizzosero. Rossomando, la chiusura però di piedi, poi Corrao, Vizzosero per Rossomando in aria, la mette al centro Rossomando, la traversa, incredibile, salvataggio da parte di Porpe, a saltare un avversario, il cross, l'intervento di Pierce di testa, poi Sifarelli, ancora Sifarelli per Rossomando, Rossomando, gol! Benjamin Rossomando è 2-1, è 2-1 Montelepre al minuto 32. Benjamin Rossomando fatta, che poi la mette nel mezzo, respinge su Molinini, poi Vizzosero, ancora Vizzosero, è solo, entra in aria Vizzosero, poi serve Pierce, Nacho Pierce, il tanque argentino, è 3-1 amici sportivi, è 3-1, si infortuna pure Pierce che va a segnare il 3-1.